C'è un personaggio nell'isola che ha vissuto intensamente gli ultimi 30 anni di musica, tanto è vero che ha dato vita a diverse formazioni, fra le quali quella che ascolteremo fra qualche istante. Un'interessante formazione musicale che, come dire, rielabora quelle sonorità di ispirazione popolare, inserendo però melodie che appartengono ai popoli del bacino del Mediterraneo. Questa è un po' una comune dei musicisti che vogliono, come dire, rielaborare dei suoni nuovi e renderli naturalmente e proporli con delle nuove vesti. Sì, un intreccio di musica etnica e moderna, i Tanka Ruia, un gruppo che con la guida di Pino Martini e dopo il fermento degli anni 70 che lo hanno visto appunto viaggiare tra tante esperienze musicali, lo ha fatto approdare a questo punto.